giallo che abbiamo scelto è il colore dell'energia, della forza, già questo da solo riempie di gioia sta ambiente qua. Pensate un po', il colore, dopo 148 anni di grigiore dello Stato italiano abbiamo scelto il colore che ravviva, che ci dà la forza. Pensate un po', se fosse stato il verde, metà non ce faceva. Sapete, è una giornata importantissima dove in Gran Bretagna si è celebrata la vittoria già del diritto, a prescindere da come andranno le elezioni, se vinceranno i sì, meglio gli yes o i no, non importa, ha vinto il diritto, quello che qua sembra invece una materia estranea, che non viene conosciuta, che viene accantonata, e pensare che poi il partito che adesso governa si chiama democratico, ma di democrazia. Ha fatto un'altra tappa importante, abbiamo fatto una conferenza stampa a Palazzo Ferrofini assieme, giusto anche ricordarlo, a un'altra forza politica, un altro movimento che è il Premio Veneto, con il consigliere regionale Furlametto, e abbiamo dato un termine perentorio. Siamo stanchi, abbiamo detto che da oggi diamo 30 giorni per aprire il concorso. Indipendenza Veneta è stato l'unico movimento che è andato in giro per tutto il Veneto con più di 300 gazebo, ma deve più informare della legge 16 dalla adesso è diventato il nostro coordinatore di Belluno, a Belluno, lungo la strada Alemagna, a Rosolina, a Bibione. Quanti gazebo abbiamo fatto? Abbiamo inondato di giallo il Veneto, solo per una cosa, per il referendum, e non vogliamo sentire parlare di coalizioni, di regionali, di queste cose qua che noi non interessano. Stasera c'è anche il Matrix, però che compensino che la sala è piena invece Matrix, noi facciamo sempre tutto esaurito, Bene, complimenti perché abbiamo sostituito Parenzo con una bella giornalista e noi magari la mettiamo per la prossima volta. Siamo stati in grado di riconciliare la politica del territorio, la politica vera, antitesi della politica italiana, perché parliamo con la gente, perché stiamo con la gente, vogliamo conoscere i problemi del Veneto per risolverli. E non abbiamo trovato altro che un obiettivo per risolvere questo che si chiama indipendenza. Non ci piace nemmeno la parola secessione, perché la secessione è relativa alle cose che si stacca quando è unito. Noi siamo stati aggregati all'Italia nel 1866, 5 anni dopo che già si chiamava Italia, pertanto non è secessione, noi non dobbiamo staccarci da nessuno, amiamo l'Italia turisticamente parlando, è lo Stato italiano che deve uscire dal Veneto. Ecco qua, la prima cosa, subito, vengo davanti così leggo meglio. Pressione fiscale record, noi sappiamo che è arrivata al 68,6%, impossibile per qualsiasi azienda nel mondo sopravvivere a un fisco così, è impossibile. Il rapporto, come vedete, debito pubblico-PIL, questo non è ancora aggiornato, in questi giorni è arrivato al 136%, al 140% c'è il punto di non ritorno, vuol dire che siamo tecnicamente falliti, anzi che sono tecnicamente falliti. E noi andremo via molto prima. La spending review, questa famosa revisione della spesa, che poi danno un termine in inglese per magari fare più confusione, è stata fatta gravare, lo vedevamo prima, per il 70% nelle amministrazioni locali. Pertanto l'amministrazione centrale dello Stato non è stata minimamente intaccata, sono andati a ridurre, ovviamente come sempre, gli enti come regione, province e comuni. È stata fatta gravare interamente su di noi, sugli enti locali. Questo dato è importantissimo, noi non compare il prodotto interno lordo che è di 146 miliardi, ecco, a fronte di 70 miliardi che noi versiamo, noi riceviamo 50 miliardi dallo Stato italiano e abbiamo un residuo fiscale di 19,8. Nei 50 miliardi, giusto precisare, che ci dà lo Stato italiano, 35 sono servizi erogati dallo Stato e 15 solamente sono degli enti locali come regione e comuni e anche provincia, che tra poco non ci sarà più. Cosa significa poi? Che nei 35 miliardi famosi dello Stato però, ce ne sono ben 10 di interessi passivi verso un debito pubblico che noi non abbiamo mai concorso a fare.
Pertanto alla fine, se sommiamo 19, che sono quasi 20, con gli altri 10 fanno 30 miliardi di residuo fiscale reale, e sottolineiamo al netto dell'evasione fiscale. Se dividiamo questa somma per il numero dei veneti, dal bambino che ha 3 mesi al pluricentenario, fanno 6.000 euro a persona. Fate un po' i vostri conti anche a casa vostra. Una famiglia di 4 persone regala 24.000 euro all'anno allo Stato italiano. C'è una macchina, di quelle belle, se ne va per lo Stato, che poi sciarà quei soldi, non è che le investono, fate delle spese produttive che servono per migliorare la vita di qualcun altro, ma riesce a dissipare quasi tutto. Ecco, questa è una cosa importante per quelli che hanno sempre da dire sul Veneto. Ma il Veneto è una regione che vale un sacco di difetti, come vediamo, il Veneto è una delle più basse evasioni in assoluto, addirittura più bassa di quella della Baviera in Germania, tanto per dare un dato. E sappiamo che buona parte di questa evasione, come riconosciuto dai giudici, è evasione per sopravvivenza. E nel momento in cui l'azienda non ha i soldi per pagare le imposte e decide, come avviene spesso oggi, di dare i soldi agli operai o ai fornitori, non è un evasore questo qui. Questo è uno che decide di dare da mangiare ai suoi figli, da mangiare alla gente, piuttosto che dare allo Stato e poi li butta via. Non si può parlare di evasione, è evasione di sopravvivenza. Ecco, il residuo fiscale di prima, una cosa interessante, il saldo commerciale con le altre regioni italiane è di meno 5,1 miliardi. Poi il Veneto acquista molto di più dalle altre regioni italiane che non esportare, se vogliamo usare questo termine che sia improprio. Allora non si devono preoccupare, ma poi voi veneti, a chi darete i vostri prodotti se i tuoi li voteranno? No, guardate che è il contrario, noi acquistiamo molto di più, la maggior parte del nostro prodotto interno lordo infatti va in esportazione. Ecco, cosa importantissima, quando ci accusano, ma pensa solo ai scale, bene, il Veneto è primo anche come donazioni di sangue, è primo anche nella protezione civile, quando c'è un terremoto, i primi che partono sono sempre i Veneti. Io vi congedo da voi con un titolo di una canzone di un grande, Giorgio Gaber, che diceva: la libertà è partecipazione. Allora, questo per dire che ognuno di voi faccia la propria parte, non si aspetti che sia Morosini, che sia Fava, che sia Indipendenza Veneta a portarvi la libertà. Ce la conquistiamo tutti assieme. Grazie.